Ci troviamo presso la Galleria L di Preganzoli in occasione della mostra collettiva dal titolo Linguaggi alla XIV. Qui con noi abbiamo l'artista Giuliano Negretto, personalità nota nel mondo dell'arte veneziano, al quale chiediamo di parlarci e di raccontarci quali sono le sue ultime ricerche in ambito artistico. Buongiorno intanto a tutti i telespettatori e gli amici che seguono questa rubrica dell'arte. Sì, il lavoro di quest'ultimo periodo è un po' una ricerca introspettiva dello spazio all'interno dell'uomo, perciò da come nasce l'uomo, come si evolve nel tempo, la sua dimensione rispetto alle cose che sono attuali attorno e si evidenziano un po' in un simbolo universale che è la vita. Ecco, tra queste cose c'è l'uovo universale che è un po' l'esplosione della vita nella naturalità e negli esseri, e via via di seguito il pesce, la rappresentazione dell'uomo che nuota nella vita di tutti i giorni e che deve combattere anche per sopravvivere, per cui un po' il pesce è l'uomo antico del simbolo cristiano, ma anche l'uomo moderno che deve affrontare cose nuove e pericoli nuovi tutti i giorni. E via via di seguito questa analisi dello spazialismo attuale evoluto nella dimensione umana, nella dimensione del contatto con le cose. Ecco, questa è la ricerca più immediata di questo periodo. Dunque un artista sempre in continua evoluzione, capace di stupire sempre il pubblico veneziano e anche italiano con le sue affascinanti ricerche.